No, I'm not a writer. Okay. Altri siti da Quindi le riprese riprese alla fine saranno dei microspezzoni. Dopo, se vuoi magari raccontare un po' la storia, fare pubblicità al castello, per me va benissimo, altrimenti saranno microspezzoni con della musichetta sotto sostanzialmente. Quindi va su YouTube? Sì, sì. Andiamo subito? Sì. Va bene, Aspetta, pago l'ingresso, accompagnato intendi per fare le Vuoi fare anche riprese? la visita guidata? È uguale, ma basta fare le riprese. No, se devi fare le riprese vieni con me, a posto così, sì. Ok, va bene, Vabbè. pago comunque l'ingresso. Insomma, mi sembra anche giusto, eh? Aspetta che metto giù le armi. Ma allora l'ingresso sono 9 euro e avresti diritto a fare anche una visita guidata. Ah, solo la visita medico, ho preso paura. No? Ok. Tac. Grazie. Pubblico adesso fino a fine novembre, quindi ancora poco. E poi appunto riapriamo a marzo. Dai primi di marzo. Sì, riapriamo a marzo. A volte apriamo un pochino prima, se l'inverno è mite e fa già meno freddo, apriamo anche un po' prima. Che eri proprietà di quello del Mozzo di Lei? No, purtroppo, questa è stata un'uscita giornalistica scorretta, e ancora adesso, quindi Gira. continua. Ecco, No, quindi sfatiamo questo mito. La statua di Nietzsche. No, non era per gusti. Beatrice fosse molto stimata a Padova e questa gloria si rifletteva anche sul marito e considerando che il marito non era nobile era molto vantaggioso questo per la famiglia Uvizzi. Passa il tempo, arriviamo agli anni 70 del 500.
Il figlio di Beatrice, Pio Enea I degli Obizi, che cosa fa? Chiama qui un architetto che all'epoca era molto celebre a Padova, Andrea da Valle. Se qualcuno ha presente Villa dei Vescovi, che qui a Luvignano di Torreglia è uno degli architetti di Villa dei Vescovi, è una villa molto classicheggiante, solo che qui Andrea da Valle realizza una cosa molto diversa e stranissima per l'epoca e per il luogo in cui è stata realizzata. Il Castel Vecchio, che è l'edificio che noi abbiamo qui sopra e che andremo a visitare tra un po', e nel quale c'erano le stanze che poi Lucrezia nel secolo successivo amerà moltissimo. Il Castelvecchio dà lo stile a tutto quello che viene realizzato dopo. E che cosa ha di strano? Ha di strano che esternamente sembra una fortezza, addirittura ha le merlature, sembra un castello medievale. In realtà però in questo castello non troveremo nulla di legato alla guerra, dalle torrette ai cannoni alle merlature, che sia utile militarmente parlando. Qui tutti gli elementi bellici sono finti, sono decorativi. Che cos'ha quindi di strano questo castello? Non è un castello, è una villa pensata per tenere feste durante il periodo estivo, ma invece di avere il tipico aspetto della villa palladiana classicheggiante, sembra una fortezza. Perché? Perché gli Obizi intanto erano dei mercenari, quindi così si capiva subito qual era il loro mestiere. Inoltre gli Obizi non erano nobili e quindi dovevano stupire in altri modi, in questo caso con un castello, o meglio con una residenza stranissima, simile ad un castello. Nell'Ottocento diventa tipico realizzare edifici che assomiglino a dei castelli, ma nel Cinquecento non lo era. E pensiamo anche ad un'altra cosa. Abbiamo parlato del Kataio in relazione al Katai, alla Cina, all'Oriente, al palazzo dell'imperatore cinese. Chi veniva qui era convinto di avere visto la Cina. A noi sembra strano perché il castello non sembra una pagoda cinese, assolutamente. Però in realtà all'epoca, con la conoscenza molto vaga che c'era appunto della Cina, dell'Oriente, tutto quello che era strano veniva percepito come orientale, quindi l'ospite qui era convinto di vedere qualcosa di esotico e gli Obizi hanno molto giocato nel tempo con questo, contribuendo gradatamente a rendere il castello un luogo di meraviglie. Adesso noi saliremo tramite queste che sono le scale per i cavalli, anche se però in realtà essendo molto scivolose abbiamo fatto queste e faremo delle scale interne, però le scale per i cavalli come mai sono state realizzate appunto in questo modo? Cioè sono varie rampe per salire e non sono così comode, perché l'ospite voleva arrivare alla terrazza delle feste sopra la casa di Beatrice direttamente a cavallo. Infatti arrivare ad una festa a cavallo era come per noi arrivarci in Porsche, quindi si faceva la grande entrata anche se il prezzo da pagare era la scomodità. Poi spesso qui viene fatta una domanda, ma il cavallo restava su? No, c'erano gli scudieri che avevano il compito difficile tra l'altro di riportare giù l'animale. Noi invece faremo le scale interne, che comunque sono molto suggestive, perché dovremo salire lì in alto, nel piano nobile, le prime finestre, quelle che hanno le grate in ferro. Quel piano lì è il piano terra. Come può essere il piano terra visto che è lì in alto? Lo è perché qui dietro noi abbiamo il colle, il Monte Ceva, che è uno dei colli euganei. Quindi il castello è stato costruito sopra la collina, che ne costituisce le fondamenta. E adesso noi passeremo per quelle parti del castello scavate proprio dentro alla roccia del colle. Va bene? È stato molto gentile il signore prima, che ci ha fatto entrare a visitare un po' le stanze, anche se non si poteva, ma abbiamo fatto un strappo alla regola per le puntine del mondo. Solo che eravamo vicinissimi all'orario di apertura, quindi un po' come al solito è stato fatto tutto in fretta e furia, no? Però vabbè, come giustamente mi insegni sempre tu, l'importante sono i contenuti, no? E i contenuti è quello, andare in fretta e furia. Il marito, abbiamo detto, era un grandissimo appassionato di teatro e poteva permettersi questa passione anche perché era immensamente ricco, perché avere dei teatri privati non era una cosa così economica. Intanto, vedete la parete in fondo al cortile? Vedete che c'è una porticina? Quella è la porticina di accesso alla cappella del castello, però è ottocentesca. Lì prima intanto non c'era nessuna porta, ma dietro quella porta si trovava il teatro privato di Pio Enea II. Era un piccolo teatro a 16 palchi, ma anche avere un piccolo teatro era un segno di lusso enorme. Inoltre a Padova, non so se avete presente la zona del Duomo, vicino alla zona al Duomo di Padova c'è un cinema, che è il Cinema Concordi. Il Cinema Concordi è stato realizzato in epoca fascista, ma lì prima si trovava il Teatro dei Concordi, che è stato appunto abbattuto e che
prima dell'avvento del Verdi è stato il teatro principale di Padova per molti secoli, ma quel teatro era il teatro di Pio Enea II, quindi lui era il proprietario del teatro più importante di Padova, dove si esibiva la sua compagnia teatrale. Un po' senza attrezzatura così, un po' riprese wild. Ogni tanto ci vanno anche queste visite, no? La fontana stupiva perché nel 600 le persone non sapevano come erano fatti gli elefanti, quindi entrare nel castello e trovarsi un elefante di fronte era motivo di grande meraviglia e di grande stupore, anche perché queste sculture erano rarissime. Abbiamo visto lo Zelotti fa fatica a dipingere una pantera, immaginatevi uno scultore scolpire un elefante. C'è un parco niente male, che roba. Però portare il cane è pericoloso, a fare le robe pericolose. Vedi quell'omino lì in fondo, quello piccolino gentile, cioè piccolino per un discorso prospettico perché adesso è diverso, è il direttore che è stato gentile, dai, mi ha fatto entrare, mi ha fatto filmare, brigare, molto gentile. Peccato appunto fatto in fretta e furia. E adesso via dal cane pericoloso, che ha detto cazzo mi hai cornificato per vedere i castelli. Comunque merita, sì, mi dispiace appunto il video ho fatto tutto in fretta e furia, però insomma hai visto bene o male, no? Molta storia dietro ogni quadro, è stato veramente molto interessante, bravissima anche la guida, molto carina proprio come ragazza, come femminilità, ma adesso non scendiamo nei dettagli, voglio dire. Boh, ciao castello, io vado. Ah ecco appunto, mi dimenticavo, a parte vabbè c'è tutto puntinato col GPS su Google Maps. In ogni caso vedi il parcheggio è quello, il parcheggio nuovo, perché una volta mi risultava si parcheggiasse dentro il castello, dalla parte dietro al castello, io guardo uccelli, e non è questa l'entrata, questa qui ripida, ma è quella dopo, vedi dove più o meno adesso c'è quel furgoncino, lì trovi un buchetto, giri a sinistra e poi qui c'è il parcheggio. Prevedo grande sgomamento perché piove, c'è terra ed erba, si sono aggregati altri 3 camper. Antifurto, come stai? E noi concludiamo così questa bellissima giornata. A piove di sacco, piove un sacco, porca troia. Cane, vieni a salutare. No, è arrabbiata.